Buonasera a tutti e benvenuti a questa ultima e quarta puntata di Cura e Prevenzione. Anche oggi ci troviamo ospiti del Lake Como Institute e con noi invece abbiamo la dottoressa Francesca Bianchi, laureata in odontoiatria e protesi dentaria, buonasera, e il dottor Fabio Scutellà, laureato in odontoiatria, specialista in protesi, master in biomateriali presso la Boston University. In queste puntate ci siamo dedicati principalmente alla implantologia, questa sera invece parleremo di estetica e tecnologia. Dottor Scutellà, quali sono i materiali oggi che permettono di ottenere il miglior risultato sia estetico che funzionale nella riabilitazione orale? Ma i materiali che oggi utilizziamo prevalentemente per risolvere casi estetici sono dei materiali che non prevedono più l'utilizzo dei metalli, quindi sono delle corone per la ricopertura dei denti totalmente in ceramica. Mentre una volta si utilizzavano delle corone che prevedevano al loro interno un metallo ricoperto da ceramica, oggi utilizziamo delle ceramiche totalmente bianche senza più il metallo. Questo ci permette così di risolvere dei casi degli inestetismi legati alla presenza del metallo soprattutto nelle zone vicine alla gengiva, e quindi riusciamo ad ottenere dei risultati molto estetici nei casi piccoli per la realizzazione di piccole coroncine, nei casi un po' più estesi dove abbiamo settori anteriori più estesi, o possiamo anche risolvere casi ancora più estesi e quindi di sei denti anteriori totalmente fatti in ceramica, e da qui riusciamo a spostarci anche ed risolvere casi ancora più ampi con riabilitazioni totali della bocca di arcate intere, sempre realizzate con corone in ceramica integrale. Si sente parlare spesso di faccette estetiche in ceramica, però forse non è chiaro il concetto, non si sa bene la definizione. Può presentarcelo in breve e parlare anche dei materiali che vengono utilizzati e soprattutto il loro impiego? Ma le faccette in ceramica si differenziano fondamentalmente dalle corone, sono sempre in ceramica integrale, quindi non prevedono l'utilizzo di metallo, e si differenziano dalle corone in ceramica integrale prevalentemente per gli spessori e anche da un punto di vista tecnico per la differente preparazione dei denti. Le faccette in ceramica hanno degli spessori molto sottili, comprese fra gli 0,6 e il millimetro, quindi spessori estremamente ridotti rispetto alle corone integrali che invece hanno degli spessori più ampi. Questo permette sia l'utilizzo della, la trasparenza quindi di queste faccette, permette di ottenere un risultato estetico notevole, perché la riabilitazione, quindi la ricostruzione, prende il colore del dente sottostante, e con questo possiamo risolvere casi vari che vanno da denti fratturati che risolviamo con delle faccette, oppure denti discromici, o ancora pazienti, soprattutto prevalentemente donne, che vogliono ripristinare il sorriso e quindi ridare luminosità, ridare forme diverse ai denti, e riusciamo a risolvere anche casi abbastanza estesi dell'intero sorriso, quindi prevalentemente i sei denti anteriori. Dottoressa Bianchi, in tema di estetica dentale, esiste realmente la possibilità di sbiancare i denti? Dunque, il moderno bleaching o sbiancamento dentale, come lo intendiamo oggi, ossia effettuato mediante gel a base di perossido di carbamide o perossido di idrogeno, è stato introdotto nella pratica odontoiatrica sul finire degli anni '80 ed è oggi uno dei trattamenti estetici più richiesti in odontoiatria.
A differenza delle pratiche note fin dall'antichità per lo sbiancamento dei denti, che sfruttavano dei sistemi abrasivi per la rimozione delle pigmentazioni, si basa sull'azione chimica dei perossidi per la rimozione di pigmentazioni esogene ed endogene, quindi in ultima analisi per lo schiarimento dei denti senza andare a danneggiare lo smalto dentale. È importante subito sottolineare che con queste procedure si sbiancano solo i denti naturali, quindi faccette, corone, otturazioni non subiscono alcuna variazione cromatica quando viene eseguito uno sbiancamento. Ecco perché è importante una attenta valutazione preliminare da parte dell'odontoiatra. Un'altra cosa importante da sottolineare è che non tutti gli elementi dentali si sbiancano allo stesso modo. Ci sono delle discromie, ad esempio quelle determinate dall'utilizzo di farmaci quali le tetracicline, che rispondono in maniera solo parziale ai trattamenti di sbiancamento. E quali sono le modalità di sbiancamento? A seconda delle caratteristiche del paziente, delle esigenze del paziente, possiamo utilizzare diversi sistemi che possono essere eseguiti alla poltrona, quindi nello studio odontoiatrico, oppure mediante l'utilizzo di mascherine personalizzate da utilizzare a casa, trattamenti quindi domiciliari. In entrambi i casi vengono comunque usati gel a base di perossido o di carbamide o di idrogeno. Quello che varia è la modalità di applicazione e la concentrazione del principio attivo. Esistono eventuali rischi per il paziente? La sicurezza dell'utilizzo dei gel a base di perossido per lo sbiancamento dentale è ben documentata. Sono altresì documentati alcuni effetti collaterali, in particolare due: l'ipersensibilità dentale e l'irritazione delle gengive o dei tessuti molli qualora il gel entri accidentalmente in contatto con i tessuti stessi. Diciamo che questi effetti collaterali sono transitori normalmente e sono strettamente correlati, la loro intensità è correlata alla percentuale di perossido che viene utilizzato per la procedura di sbiancamento. Il risultato è permanente. Il risultato ottenuto viene mantenuto per alcuni mesi. Trascorso questo tempo, che è variabile in funzione delle caratteristiche del paziente, delle abitudini anche del paziente e della modalità scelta per effettuare lo sbiancamento, si assiste normalmente a una lieve recidiva che può comunque essere corretta molto semplicemente con un paio di applicazioni per ritornare al risultato del colore ottenuto immediatamente dopo lo sbiancamento. Dottor Scutellà, esistono delle tecniche innovative in campo odontoiatrico che, sfruttando la tecnologia, permettono di ottenere ottimi risultati con una riduzione dei tempi operativi e del disagio per il paziente? Ma per fortuna la tecnologia che oggi è presente nella nostra società a tutti i livelli è arrivata anche in campo odontoiatrico, fornendoci degli strumenti veramente all'avanguardia in diverse discipline. Grazie alla tecnologia oggi è possibile sia eseguire diagnosi molto approfondite, sia realizzare interventi chirurgici guidati dalla pianificazione computerizzata. Per quanto riguarda la mia specialità, la mia branca in modo particolare, quindi la protesi, probabilmente quello che è l'applicazione della tecnologia più importante è la possibilità che abbiamo oggi di rilevare le impronte, quelle che molto spesso sono per il paziente un momento di grande panico e a volte anche un po' di crisi. Oggi abbiamo quindi, dicevo, la possibilità di rilevare le impronte utilizzando uno scanner ottico. Lo scanner ottico viene molto semplicemente applicato vicino al dente e permette fotografa il dente in questione su cui poi noi vorremmo applicare la protesi, per cui in un tempo brevissimo di circa parliamo di 30-40 secondi l'immagine viene rilevata, viene riportata sul computer e sul quale computer poi verrà fatta tutta la progettazione. A quel punto abbiamo due possibilità. Una prima possibilità è quella di inviare il file così ottenuto
al laboratorio, il quale provvederà alla costruzione della protesi, per cui non ci sono più materiali, non ci sono più spedizioni, ma è fatto tutto in maniera telematica, oppure in alternativa, come nel nostro caso, per lavori non particolarmente estesi abbiamo la possibilità di inviare il file ad una unità operativa all'interno del nostro studio che provvede in maniera del tutto automatica alla realizzazione della corona in ceramica integrale, sempre senza metallo chiaramente, quindi con un elevato grado estetico, e quindi il paziente a questo punto grazie a questa tecnica subisce sicuramente sta molto meno tempo insieme a noi, nel senso che il paziente non viene più visto 3-4 volte per i provvisori eccetera, ma in un appuntamento solo noi siamo in grado di rilevare l'impronta e consegnare la corona definitiva, e chiaramente non c'è più il fastidio di avere questi materiali in bocca, che devono tra l'altro stare un periodo abbastanza lungo, mediamente tra i 4 e i 5 minuti, molti pazienti tra l'altro hanno problemi di deglutizione, tendono a soffocare, quindi questa tecnologia sicuramente è in questo momento per noi un grande cambiamento. Sicuramente verrà nel tempo, verrà messa a punto, ci saranno degli sviluppi già, ci sono già degli aggiornamenti, per cui sarà sempre più efficace. Chiaramente riduce, come dicevo, il fastidio, riduce i tempi, e riducendo i tempi siamo anche in grado di ridurre anche i costi a carico del paziente. Ringrazio allora molto per essere stati con noi il dottor Scutellà e la dottoressa Bianchi, ringrazio nuovamente l'Eikomo Institute per averci ospitato e ringrazio soprattutto i telespettatori per averci seguito. Grazie e buona serata.